amici della Lega Calcio 8, benvenuti allo Sport City, quinta giornata di Serie A. Alitalia contro Ragnatela Pub. Alitalia in avanti, adesso si porta la palla sul destro, occasione per Ciammetti. Ragnatela Pub adesso in possesso, il numero e il tiro del gol, gran bel gol di Lani che salta un avversario, tira col destro all'angolo, 1-0 Ragnatela Pub. Adesso Ciammetti, il più attivo dei suoi, col destro cerca di beffare il portiere. Grossa occasione adesso per il Ragnatela Pub, forse una deviazione con la mano, forse un'altra, ancora continua l'azione, se la sbroglia poi l'Italia. Ragnatela in attacco, attenzione al tiro col sinistro fuori. L'Italia adesso prova a rispondere, il tiro di Ligios. Ragnatela in avanti. Bella azione corale, la palla a smarcare il giocatore che col destro la mette sul secondo palo ed è 2-0 Ragnatela Pub. Colucci mette il raddoppio. Attacca ancora Ragnatela, un po' sfilacciato l'Italia, il tiro da distanza ed il gol del 3-0. Placido forse la chiude qui, gran bel gol, col destro va a beffare il portiere che nulla può sulla conclusione di Placido. Il tiro dalla distanza, para il portiere, Paresce, fa 4-0, è il più lesto di tutti ad arrivare sulla deviazione del portiere. Paresce, 4-0 Ragnatela. All'Italia in attacco, si crea il 2 contro 1, un fallo, ammonizione. Calcio di punizione per Ciammetti, col destro Ciammetti, gol, 1-4, l'Italia almeno ha il gol della bandiera. Ragnatela che però rimane in possesso con 3 gol di vantaggio. Gioca adesso la sfera, la riconquista Ragnatela Pub, non c'è più tempo, triplice fischio finale. Ragnatela Pub 4, all'Italia 1.